Paolo Pizzolato, Partito dei Veneti, prima il Veneto. Grazie Pizzolato anche a lei. E allora Paolo Pizzolato, che conosce come le sue tasche il mondo delle banche, le banche sono piene così si dice, dei risparmi degli italiani. Gli italiani sono a loro volta preoccupati perché dicono non vorremmo mai che a un certo punto con questi chiari di luna infilassero le mani nei nostri conti correnti. Lei cosa pensa su questo? Pizzolato e su altro, su quello che abbiamo detto finora. 2 anni fa mai avrei pensato di trovarmi di fronte a una situazione del genere. Avrei potuto pensare che ci sarebbe stata qualche scoppiettata fra nord e sud, una cosa del genere, ma logicamente una cosa del genere assolutamente mai. Premesso che questo è un paese che naviga a vista e dove non è cambiato assolutamente nulla, secondo me, dal primo governo antecedente a questo di adesso. Sì. Che poi venga fatta l'apertura il 26 di aprile, ben venga, per carità di Dio, chissà quante pressioni ci sono state, e anche perché soprattutto, oltre ai vaccini che sono utili ma non indispensabili, perché la gente deve capire che sono ancora a livello sperimentale, per cui tutto quello che sta capitando a AstraZeneca e Johnson & Johnson eccetera eccetera è perché li abbiamo messi in campo prima che fosse concluso il lato sperimentale. Quello che bisogna cercare di capire è anche come opera questo Stato e come sta andando avanti. Io sentivo parlare prima le partite IVA e ho fatto una riflessione anche un mese fa quando sono stato ospite anche sui dipendenti d'azienda. Innanzitutto è stato sbagliato il discorso dei ristori. E lo dice una persona che da 43 anni lavora all'interno della banca, proviene da una famiglia di bancari, praticamente non di banchieri, di bancari, e da persona che si misura ogni giorno con la gente che soffre, che ha bisogno di qualcosa, e anche con gente che sta notevolmente bene a livello di risparmio, a livello di soldi. Non bisognava far pagare alla gente in questo periodo tutto quello che era relativo alle tasse, gli affitti o cose del genere. Non pensare ai ristori. Perché è stato fatto il contrario? Perché lo Stato, l'Italia, vive di tassazione. E la tassazione è nettamente superiore a quella che introita lo Stato rispetto ai ristori che lo Stato eroga, perché logicamente basati sul fatturato in questo periodo, meno il 30%, meno il 40%, meno l'attività che fai, quello che ti torna indietro è inferiore a quello che tu paghi di tasse, cosa assolutamente mostruosa, perché le aziende stanno andando logicamente in deficit, in perdita in questo momento, e non avete un'idea a livello bancario cosa sta accadendo, perché solo la gente che lavora con i soldi degli altri riesce a capire in questo momento la difficoltà delle partite IVA e delle famiglie. Innanzitutto ve lo dico chiaro e tondo, il problema economico che c'è adesso, le piscine, il fitness eccetera eccetera, guardate che sono, scusatemi, non per disprezzare il vostro lavoro, cose da nulla rispetto a quello che verrà fuori fra 1 anno e mezzo, 2 anni a livello economico a causa della difficoltà che voi avete passato in questo periodo, perché non siete riusciti a pagare qualcosa, non siete riusciti a fatturare, avete dovuto mandare a casa i dipendenti, e qualcuno si sta dimenticando che da 1 anno a questa parte sono rimasti a casa 945.000 dipendenti, dati Istat al 31 marzo 2021, 945.000 persone che in questo momento non sanno più come pagare il loro mutuo, come mandare a scuola il ragazzo, dove hanno il papà in cassa integrazione, la mamma licenziata e 2 bambini a carico che vanno ancora a scuola. Per cui qualcuno un giorno dovrà dirmi anche i ristori per queste persone dove sono finite, visto che l'Italia vive dei ristori. Qualcuno dovrà dirmi questa cosa qui. Poi i famosi 40 miliardi. Perdonatemi, non è per essere razzista, però bisogna avere anche un po' di scrupolo di coscienza, che può dire le cose da Veneto così come stanno, anche perché spero ci siano tanti veneti che ci stanno ascoltando in questo momento. Ma scusatemi, dei 40 miliardi il 41% ancora una volta viene investito al sud. Ma è possibile che per noi, che siamo sempre stati la locomotiva d'Italia, e i bravi quelli che tassano, e i bravi quelli che non fanno nero, e i bravi quelli che pompano, la regione più importante che possa esserci, che può trattare direttamente con l'Europa, nessuno si lamenta, nessun veneto alza la testa, nessuno dice nulla, anche adesso che abbiamo un sacco di gente che blatera il governo e che potrebbe portare avanti le nostre istanze. Per cui qui bisogna cercare di dire che se il paese va avanti così, va avanti a vista, bisognerà cercare di capire un giorno come potremo scendere in piazza, perché guardate che a livello economico voi non avete ancora capito qual è la situazione. Una ultima cosa, una delle ultime cose, spero di riuscire a dire una parola in più, guardate che ancora una volta, nonostante tutto, si sta pensando, e l'odore che abbiamo allo sportello delle banche è sempre più forte, visto che Draghi lo conosco meglio io che noi ministri che stanno lavorando con lui, visto tutto quello che abbiamo passato durante questi anni con lui che era la BCE,
si sta preparando purtroppo, in un contesto così drammatico, una nuova patrimoniale che andrà a tassare i conti correnti, giustamente come diceva prima il dottor Bacialli. Sicuramente potrebbe essere una cosa ancora avveniristica, ma c'è un signore piccolino, molto piccolino, che è il governo, che è anche di questa regione, che vive a Venezia, che sta pensando come poter fare per cercare di fare in maniera di tassare i conti correnti, come è già avvenuto anni fa, diversi anni fa, con data retroattiva logicamente, e dove non potrete fare nulla per spostare i vostri risparmi e gli investimenti che avevate. Per cui in un contesto così drammatico, vedere le partite IVA che non riescono a vivere, vedere i dipendenti d'azienda che sono a casa e non hanno più posto di lavoro, e sapere che avviene anche questa cosa e verrà catalogata e fatta passare come incentivo al risparmio per la difesa verso il Covid, la produzione di vaccini, eccetera eccetera, per cui nessuno potrà dire assolutamente nulla, penso sia proprio toccare il fondo a livello economico, perché Draghi è stato messo lì, ultime parole, solo per consumare quelli che sono i fondi che dovrebbero arrivare a livello europeo. Poi torneremo di nuovo alle elezioni, perché lui è l'uomo dell'economia che dovrà dispensare questi soldi in giro, in modo che non accada quello che solitamente in Italia accade sempre. Non sto lì a parlare di tangenti o cose di questo genere, perché però fra appalti e resto avete già capito cosa intendo dire. Una volta distribuiti questi soldi e fatto le parti come devono essere fatte, si tornerà alle elezioni. Ma alle elezioni non so cosa torneremo a fare, perché sta amministrando, la sinistra sta amministrando con il centrodestra in questo momento, dove c'è solo la Meloni all'opposizione, per cui non so cosa voterete quando torneremo alle elezioni, però questa è la realtà dei fatti, bisogna anche cercare di essere un po' succinti, concreti e dirlo in faccia alla gente come fosse una sberla quello che ci aspetta per il futuro. Paolo Pizzolato, prima il Veneto, il Partito dei Veneti. Pizzolato, un'ultima battuta. Io spero solamente una cosa, direttore, che gli italiani e il governo prendano esempio dagli errori fatti durante questo periodo. Non si sanno ancora nulla del Covid, Ranieri Guerra con le sue invenzioni di tutti i dati che sono stati mezzi falsificati, per cui tutto quello che è accaduto, il fatto che sia nato un nuovo governo, eccetera, eccetera. Però bisogna anche prendere esempio dagli sbagli che noi stessi abbiamo fatto, cioè il fatto di poter credere e questo buonismo che abbiamo continuamente, di poter credere di risolvere situazioni dicendo ognuno di noi 60 milioni di opinioni, facendo in maniera che i virologi, che nessuno sapeva fino a un anno fa chi diavolo fossero, che categoria fossero, non possono andare 600 in televisione a dare ogni volta un loro contributo, sempre uno diverso da quell'altro. Bisogna fare in maniera che il paese possa anche un po' ricompattarsi certe volte e credere in una cosa unica. Invece ognuno di noi ha detto quello che voleva, ha fatto quello che voleva. Adesso tanta gente, vedevo anche, mandava i messaggi questa sera, subito elezioni. Ma se abbiamo centro-sinistra e centro-destra alle elezioni, che elezioni andiamo a fare che le abbiamo tutti al governo? Bisogna cercare di fare in maniera di mandare gente al governo invece che sia capace e che siano persone che siano costruttive e con la volontà di poter mettere in moto qualcosa. Nel Veneto stiamo operando, Zaia sta cercando di darsi da fare, però certe volte bisogna anche avere il coraggio di alzare la voce, di dare qualche sberla ai veneti e di portarli su una buona strada per cercare di far capire che questa è una regione che merita rispetto e che merita soprattutto un qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo avuto fino adesso, dico sinceramente la verità.